Ciao a tutti amici di Matto Scacco, oggi andiamo a vedere questo bellissimo articolo che ha pubblicato il gran maestro Eugene Perrastein, in cui ci dà 5 consigli per migliorare la nostra tattica e per migliorarla soprattutto all'interno delle nostre partite. Quante volte ti sarà capitato, mi ci metto in mezzo anch'io, di trovarmi in una partita in cui sei in una posizione visibilmente superiore ma non riesci a finalizzare la partita, a concluderla, oppure ti ritrovi con un attacco molto forte ma non riesci a portare a termine questo attacco, finisce tutto diciamo in bolle di sapone. Ecco, allora, questi 5 consigli ti potranno aiutare a non ritrovarti più in queste posizioni. La prima cosa che ci consiglia è quello di cercare prima le mosse forzate. Ovvero, prima di fiondarti nel calcolo, nel cercare, eccetera, eccetera, cerca prima di vedere se c'è una continuazione di mosse forzate. Chiaramente per mosse forzate si intende uno scacco, una cattura, un attacco ad un pezzo di grande valore del nemico. Per esempio, guardiamo questo diagramma che ci ritroviamo davanti. Tocca al bianco e prima di prendere in considerazione altre mosse, cerca una continuazione forzata. Ti do proprio qualche secondino per pensarci e una continuazione forzata, visto che comunque questo re è messo abbastanza in un angolino, mi verrebbe subito in mente di giocare H4, H5. Prima di giocarla bisogna pensare a cosa accade, tenendo conto che il re non può andare su questa colonna perché c'è la torre. Qui non può andare perché c'è il pedone. Dopo questo scacco il re è costretto ad andare nell'angolino e dopo scacco di cavallo in F7 praticamente è matto. Infatti il re si sposta e cavallo F7. Qui probabilmente c'erano altre mosse che sarebbero state altrettanto buone, eccetera, eccetera. Non so, torre F7, eccetera. Però qui quando abbiamo una mossa forzata è tanto meglio farla, no? Quindi questa era in assoluto la prima cosa. La seconda cosa, oltre a trovare mosse forzate, è quella di cercare i sacrifici. Il sacrificio è un grande esempio di mossa forzata, quasi sempre conducono a delle situazioni in cui il nostro avversario deve catturare. È una mossa doppiamente efficace perché è anche inaspettata dal nostro avversario e spesso i sacrifici portano ad uno scacco e lo scacco noi sappiamo che è la mossa forzata per eccellenza. Guardiamo questo di diagramma, guardiamo questa situazione e dagli un'occhiata. Tocca al bianco. Guardiamo un attimino cosa succede. Ci sono queste torri bianche che controllano queste colonne. C'è un possibile scacco di scoperta da parte dell'alfiere. Insomma, ci sono tanti motivi tattici, senza dubbio. Riesci a vedere qui un sacrificio? Ti lascio anche qui qualche secondino proprio per pensarci, puoi anche stoppare il video se lo preferisci. E la soluzione è data da torre per torre H5 scacco. Cosa succede? Che essenzialmente il nero è costretto a catturare di cavallo e a seguito della cattura di cavallo il re nero è praticamente intrappolato e segue, anziché la cattura di pedone, la spinta di pedone ed è praticamente scaccomato. Il re non può catturare la torre, non può andare qui perché c'è la torre, non può andare qui perché c'è la torre, non può andare qui perché c'è il pedone e chiaramente il pedone è supportato dalla torre. Terzo consiglio del grande maestro è quello di guardare i motivi tattici più comuni. Noi sappiamo che la maggior parte dei tatticismi sono costituiti essenzialmente da motivi tattici di base. Ecco, i gran maestri ogni giorno si allenano nel risolvere decine e decine di esercizi di tattica per tenere sempre il loro occhio bello allenato. Una lista per esempio dei principali temi tattici sono l'inchiodatura, l'infilata, la forchetta, l'attacco doppio, l'attacco di scoperta, lo scacco di scoperta, la deviazione, la rimozione del difensore, l'interferenza, la mossa intermedia, insomma ce ne sono veramente tante e allenarsi nel risolvere questi esercizi sicuramente ti darà un grandissimo vantaggio. A tal proposito guardiamoci questo diagramma. Qui tocca il nero muovere.
possiamo anche ruotare la scacchiera, magari ti verrà un pochettino più facile. Siamo il nero, tocca al nero muovere e qui che cosa può giocare il nero? Bisogna vedere un pochettino tutti gli elementi. Guardiamo un pochettino. Il nero ha essenzialmente due torri contro una torre del bianco, quindi ha una torre in più, donna e donna, un alfiere a testa, un pedone che sta andando a promozione, quindi sicuramente qui il vantaggio del nero è chiaro. Tuttavia la posizione del proprio re è abbastanza precaria, perché ci può essere questa mossa che crea un doppio tra il re e la donna, insomma bisogna fare molta attenzione. In questo caso la mossa che darà la vittoria al nero è questo, donna di uno scacco. Chiaramente la donna non è difesa, il nero è costretto a catturare, solo che la donna ha lasciato questa diagonale, quindi ora la torre è libera di essere presa dal re. Ecco qui il tema della deviazione. Il nero ora si ritrova con una donna in meno, con due torri che possono tranquillamente sostituire una donna e il pedone a 3 che prima o poi sicuramente, ma nel giro di pochissime mosse, riuscirà ad andare a promozione. Altro consiglio, quarto consiglio, è quello di guardare tutta la scacchiera. Un errore che spesso facciamo è quello di concentrarci troppo nell'assaltare il re avversario. Quindi disponiamo tutti i nostri pezzi ad est, cercando di creare un attacco formidabile, ma poi ci basta una piccola azione intrapresa ad ovest da parte del nostro avversario per metterci in crisi. Quindi tendiamo a focalizzare la nostra attenzione su quel settore della scacchiera dove sta per accadere qualcosa e ci dimentichiamo di quella sezione che è apparentemente più tranquilla. Ti faccio vedere questo diagramma. Questa è una partita giocata tra Karpov con il bianco e Taimanov con il nero. Siamo in questa situazione, la mossa aspetta il nero. Qui stiamo parlando comunque di un grande maestro che è concentrato probabilmente su guardare questo settore della scacchiera dove sta succedendo qualcosa, c'è un attacco doppio di donna e torre sulla torre, quindi il nero è concentrato sicuramente a guardare la donna e a guardare la torre e trovare una soluzione per salvare questa torre oppure cercare un tatticismo in queste zone qui. È talmente concentrato che non ha visto una mossa fortissima, forzata, che gli avrebbe portato un grandissimo vantaggio. Per esempio, cavallo G3, scacco. Cosa succede se cattura con la donna? Succede che essenzialmente ora la torre è scoperta, si può giocare torre B1 e qui la situazione è veramente tragica. Ora supponiamo una spinta del pedone e come si fa? Cade questo alfiere. Se la donna invece cerca di difendere questo alfiere, comunque ci sono varie spinte che portano il nero a vincere la partita. Tornando indietro di qualche mossa, donna per donna, l'alfiere è inchiodato, non può catturare, si va a promozione. Se anziché questa mossa segue pedone per G3, c'è questa torre in A8. Chiaramente si minaccia questa mossa che è matto e non c'è alcuna mossa del bianco che possa impedire questa. Ci vorrebbe una donna N4 che va in H4 per parare questo attacco frontale, ma chiaramente a seguito di donna E4 la donna viene catturata. Quindi non era facile da vedere, non era per niente facile, però insomma era una bella mossa. Chiaramente, ripeto, andare a catturare il cavallo con la donna avrebbe fatto perdere la torre. Già questo era motivo comunque di fare questo tatticismo perché si guadagna la qualità. Ecco, e infine ultimo consiglio è quello di risolvere problemi di tattica. Ecco, probabilmente questo potrà essere
un consiglio scontato per molti giocatori, ma per altri no. Cioè fare esercizi di tattica ti permette di imparare ad attaccare e difenderti più velocemente. Giocare invece partite lampo, quelle lì da 3, 4, 5 minuti online, invece non fa altro che abbassare le tue difese sugli attacchi del tuo avversario e potrà costarti caro nelle partite da torneo. Bene, spero di essere stato utile con questo video, noi ci vediamo alla prossima e buona serata, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!